L'isola della Cona è solo una parte, la più nota, della grande riserva naturale della foce dell'Isonzo, un'area dove sono state conteggiate 323 specie diverse di uccelli sulle 550 presenti in tutta Europa ed uno dei simboli della nostra regione, dove coesistono ambienti ad altissimo livello di biodiversità che hanno avuto un'oculata pianificazione e gestione ed oggi si candidano ad essere luoghi essenziali ad una più approfondita conoscenza del Friuli Venezia Giulia. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla pianificazione territoriale Maria Grazia Santoro, che ha fatto visita all'isola della Cona. La Regione sostiene con forza il progetto Natura 2000 quale pilastro della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, ha aggiunto Santoro, e l'isola della Cona fa parte di questo importante progetto. Stiamo inoltre lavorando per rendere concreto il principio dello sviluppo sostenibile e la recente approvazione della legge procedurale per giungere a breve al piano paesaggistico regionale ne è la prova. Può essere il simbolo della nostra regione dove coesistono ambienti ad altissimo livello di biodiversità e questi sono ambienti che hanno avuto un'oculata pianificazione, un'oculata gestione ed oggi si candidano ad essere dei luoghi indispensabili per la conoscenza della nostra regione. Non solo natura dunque, ma anche biodiversità, rapporto tra specie animali e vegetali e presenza dell'uomo come gestore di tutto questo.